lascia stare davanti. Mi stai riprendendo, scemo! Spegni! Buongiorno a tutti, allora oggi da Ugovizza faremo il percorso circolare che ci porterà fino su a Malga Priu. Via si parte perché la giornata è eccezionale. Dirò che questo attacco dell'MSR sembrava tanto incasinato. No, infatti tu hai detto... Nel video precedente l'avevo detto, ma effettivamente è super pratico. Guarda, tac, fatto, a posto. Allora lasciamo alle spalle Malga Priu, continuiamo il giro d'anello. Arrivare fino qui non è stato facile perché il dislivello è di circa 800 metri, bellissimo in mezzo al bosco, però molto faticoso. Andiamo avanti e vediamo un po' quello che ci offre questo percorso che a me sta entusiasmando tantissimo. Ultima tappa del giro, il rifugio Gortani, dove abbiamo mangiato la crostatina e il bicchiere di vino. E adesso veloci si rientra alla macchina perché il sole sta scendendo e comunque abbiamo ancora un'oretta e mezza di ciaspolata. Quindi via, partiamo, si va. Ciao! Eccoci qui nuovamente sulla carta tabacco per spiegarvi il giro che abbiamo fatto oggi. Noi abbiamo preso la strada che va a Tarvisio, ci siamo fermati ad Ugovizza, abbiamo parcheggiato la macchina a fronte allo spaccio di formaggi. Non vi consigliamo di entrare in paese perché difficilmente troverete un parcheggio e poi in caso abbia nevicato o abbia fatto ghiaccio potreste avere problemi con la macchina, quindi lasciate la macchina qui e a piedi in 3 minuti passando il ponte a sinistra in mezzo a un vicoletto troverete un pannello illustrativo grande che vi darà le indicazioni del sentiero. Allora iniziamo il sentiero che è tutto in salita, primo bivio, svoltiamo a sinistra e ci porterà fino su alla Malga Priu. Poi tenete le casettine di legno sulla sinistra e attraversate il pianoro. In questo punto qua troverete un ulteriore pannello illustrativo che vi farà imboccare questo sentiero. Lo percorrete tutto ed arrivate fino alla strada asfaltata che poi vi porterà al rifugio Gortani, che è questo. Da rifugio Gortani noi siamo tornati indietro sulle nostre tracce, abbiamo preso
il bivio a questo punto a sinistra, che è il sentiero delle Malghe, e l'abbiamo percorso fino a ritornare a Ugovizza, dove abbiamo lasciato la macchina. Con questo il video termina, come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto, un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca, vi aspettiamo al prossimo video, ciao ciao a tutti!